Buongiorno, ben ritrovati. In apertura torniamo a parlare del femminicidio di Vanessa Ballan, oggi in carcere a Treviso. L'interrogatorio di garanzia ed è stato convalidato l'arresto di Buyar Fandail, l'imprenditore di 41 anni di Altivole che ha ucciso a coltellate Vanessa Ballan nella sua abitazione a Riese Pio X. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati, attualmente è detenuto nel carcere di Santa Bona a Treviso. Noi abbiamo avvicinato gli avvocati dell'uomo, Mazzoccato e Bissoli, sentiamo le loro parole. Abbiamo svolto l'udienza di convalida del fermo, il GIP si è riservato sia sulla conferma del provvedimento della misura che è stata assunta e attualmente ragionerà sulla restrizione o meno che vorrà disporre. Il pubblico ministero ovviamente ha chiesto che rimanga in carcere. Il nostro cliente comunque non era in grado di rendere nessuna dichiarazione in questo momento. Molto confuso? Sì. Si è avvalso della facoltà di rispondere? Scusi? Si è avvalso della facoltà di non rispondere? Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si valuterà ovviamente tutto, ma c'è tutto da valutare ancora. I contorni della vicenda sono assolutamente da definire. Il pubblico ministero sta ancora svolgendo indagini, le attività di indagini sono numerose ancora in essere e ci attende comunque molto lavoro da fare, ovviamente ciascuno nel proprio ruolo. Quindi massima collaborazione, esatto. Massima disponibilità da ciascuna Pubblico delle parti, ministero, chiaramente GIP, ognuno nei propri ruoli. Certo. Vi ringraziamo. Come sta lui? È molto confuso. Che cosa significa questa cosa? Che non è in grado, non risponde difficilmente anche a domande come ti chiami. Per cui c'è della grande confusione, c'è sicuramente grande stanchezza. Sono stati giorni. Ha fatto accenno all'evento? Non ha fatto nessun accenno, non ha reso nessuna Anche dichiarazione. con voi non ha parlato? No. In maniera poco chiara, non c'è proprio chiarezza, si legge la confusione nelle persone quando capisci che non c'è lucidità. Ecco, questa è la situazione, per cui... Ha pianto, ha fatto qualcosa per questa confusione? Noi esteticamente, se vogliamo un giudizio su come si presenta fisicamente, certo non abbiamo visto una persona rilassata e riposata, ma è ovvio, immagino chiunque si trovi in una condizione di questo genere quando è recluso in carcere, immagino, dall'esperienza abbiamo sempre visto, è una situazione che non permette di dormire, non consente di mangiare adeguatamente, sicuramente non è una situazione idilliaca, quindi non vogliamo giudicare il motivo del suo stato. Certo è che non lo abbiamo visto bene, proprio per niente. È reo confesso, come dice la procura, perché ma se non dichiara, come fa ad la telefonata? Sì. Considera confessoria la telefonata prima dell'arresto? Allora, il pubblico ministero, anche durante c'è stata, sappiamo, una conferenza stampa, noi non eravamo presenti, non lo sapevamo nemmeno, hanno esposto le loro posizioni. Certo che ci sono moltissimi elementi, come dicevamo prima, ancora da chiarire. Abbiamo dato noi stessi delle indicazioni al pubblico ministero, ma proprio in spirito di collaborazione, perché tra l'altro il pubblico ministero tra i suoi ruoli ha quello di cercare di individuare tutti gli elementi a carico, ma anche a discarico. Esatto, questo fa proprio parte del suo ruolo e quindi sta facendo ulteriori indagini proprio per capire come si sono svolti i fatti, perché molte cose sono state dette anche in maniera infondata. D'altro canto si sa, le voci, voi stessi giornalisti, voglio dire, è facile comunque dare delle indicazioni sulle quali poi si crea narrativa e invece non ci sono elementi a carico. Anche questa telefonata, se è stata registrata, andrà ascoltata, perché uno dice una cosa, un altro ne dice un'altra e quando non c'è certezza significa che bisogna chiarire. Sì, l'ha sentita? No, vede? Certo, ma pure noi non l'abbiamo sentita, quindi siccome non abbiamo sentito, noi siamo abituati a lavorare in questo modo, è legittimo. Presentare istanze. Attendiamo l'esito dell'udienza e poi faremo le nostre valutazioni. Prossimi incontri con il vostro cliente li avete già organizzati? No, sicuramente attendiamo l'esito dell'udienza e poi faremo valutazioni sotto questo profilo.
Dunque queste le parole raccolte subito dopo l'interrogatorio nel carcere di Sant'Abona, dove vi ricordo l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, comunque arresto ovviamente convalidato. Una storia difficile da sopportare sono invece le parole del sindaco di Vigonovo, la comunità vi ricordate sconvolta lo scorso mese dall'uccisione di Giulia Cecchettin per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Sentiamo dunque le parole. Pur essendo giornate queste di attenzione già rivolta a Natale, siamo costretti a tornare anche su argomenti che qui da noi sono stati all'ordine del giorno purtroppo e troppo a lungo. Ci auguriamo che anche la pausa di Natale possa essere un momento di riflessione in cui tutti cerchiamo di trovare delle soluzioni, delle idee, del nuovo impegno per porre fine a questa che è una storia difficile, sempre più difficile da sopportare. Il caso di Vanessa Ballan, lo stalking e la mattanza, ieri in procura c'era stata una conferenza stampa, ci sono, dicono dalla procura, gli elementi per l'ergastolo. È stato rintracciato mentre cercava, era rientrato a casa sua e si stava preparando verosimilmente a fuggire perché era fatto la doccia e si voleva cambiare gli abiti. È stato trovato così, dopo 11 ore di fuga, Bujan Fandai. Carabinieri in borghese si erano piazzati davanti alla sua casa di San Vito di Altivole. Qui è ritornato dopo aver vagato per tutto il giorno, tentando anche dei depistaggi, così li definisce lo stesso procuratore Martani. Nel pomeriggio aveva fatto una telefonata al 112, nel corso della quale aveva in maniera neanche tanto in diretta ammesso di avere compiuto l'omicidio e aveva detto che si sarebbe costituito il giorno dopo, che aveva anche detto che si trovava nei campi ma in una zona diversa da quella in cui effettivamente è risultato essersi trovato. Il giorno prima dell'omicidio aveva attivato una nuova utenza telefonica. Il 41enne kosovaro, hanno ricostruito gli inquirenti, è arrivato in via Fornasette a Spineda in bicicletta, entrando dal retro della villetta, con sé un borsone pieno di armi improprie, 2 coltelli, un martello, usato per sfondare la vetrata e introdursi nell'abitazione. Vanessa era al primo piano, se l'è trovato di fronte. L'uomo la picchia prima a mani nude sulla testa e sul volto, poi il coltello, 7 i fendenti letali al torace, la lama insanguinata viene lasciata in un lavandino. Il delitto nella tarda mattinata, a dirlo la conversazione WhatsApp tra Vanessa e il compagno Nicola, poi rincasato mezzogiorno. L'ultimo messaggio a cui Vanessa aveva risposto risaliva alle 11:21, poi un successivo messaggio delle 11:47 del compagno Vanessa non è stato visualizzato e men che meno ricevuto risposta. Vanessa e Bujan avevano avuto una relazione iniziata nel 2022, dice Martani, poi la decisione di lei di interromperla. Il kosovaro non accetta e inizia uno stillicidio di messaggi e minacce, anche quella di diffondere materiale video intimo. Soprattutto questa persecuzione si esplicitava soprattutto sul luogo di lavoro, perché immagina è un supermercato, quindi è facile con pretesti entrare per comprare poche cose poi sul luogo di lavoro, e una volta le era entrato anche in casa. In una occasione al supermercato l'uomo avrebbe anche detto "ti ammazzo" alla donna. Esasperata Vanessa il 26 ottobre denuncia. I carabinieri vanno a casa di Bujan, c'è una perquisizione, sembra che questo basti per calmarlo, si poteva fare di più. A rispondere è lo stesso Martani. Continuo a sostenere che le donne devono denunciare, sicuramente. Poi cercheremo di capire meglio cosa non ha funzionato in questo caso. Nelle prossime ore scatterà l'interrogatorio. L'imputazione è quella di omicidio con 4 aggravanti. La premeditazione, la pregressa relazione affettiva, il fatto di aver commesso l'omicidio nei confronti di una donna incinta in gravidanza, e infine il fatto di aver commesso l'omicidio dopo un'attività di carattere persecutorio ai danni sempre della vittima, sempre della stessa persona. Quindi insomma, sono imputazioni da ergastolo. L'uomo aveva un profilo attivo su TikTok, decine di messaggi che attraverso questa pagina aperta mandava a Vanessa, deliranti e minacciosi allo stesso tempo.
Ascolta, puoi farmi di tutto sino a che te lo permetto. Ma c'è una cosa che non devi fare, non sottovalutarmi, mai. Usava TikTok come un diario, postava video, ce ne sono decine sul suo profilo, aggiungeva la musica, lo sguardo lontano, la sigaretta in mano. I suoi messaggi erano questi. L'ho amato profondamente, con una sincerità che credevo condivisa. Per te ero pronto a tutto, a scalare montagne, a attraversare oceani. Ma hai scelto di tradire questa fiducia. Il mittente era lei, Vanessa, forse? Come un leone ferito, le parole sono amare e sembrano chiamare vendetta. L'uomo che innamorato non si piega. Mia madre mi ha cresciuto come la persona più gentile e dolce che tu abbia mai incontrato. Ma se mi manchi di rispetto, ti mostrerò perché ho il cognome di mio padre. I video diventano inquietanti, come questo. La voce parla in francese, c'è una data, 16 novembre 2021. Non mi mettere mai nelle condizioni di essere una persona senza cuore, posta in un altro video. Non troverai nessuno con la stessa fiamma ardente, dice ancora. Una dichiarazione d'amore e di guerra. Ed è un uomo invece scosso e sotto shock, quello che l'avvocato Remo Lot, assegnato d'ufficio insieme a Chiara Mazzucato, avvocato e sindaco di Cairano San Marco, riferisce di aver incontrato nella notte, dopo essere stato convocato dai carabinieri. Scosso, molto battuto, un po' confusionario, come penso fosse comprensibile, forse, insomma, ecco. E quindi ho scambiato solo poche parole su come stava, ruotava, insomma, non parlava in maniera. Lui sembrava. Questa mattina in carcere gli ha fatto visita invece la collega Mazzucato. Gli avvocati sono in attesa ora di ricevere la notifica di convalida del fermo. Poi nel corso di questa nostra prima edizione ci collegheremo col nostro collega Cristian Arboita, che ha seguito per noi tutta questa vicenda dal carcere di Santabona, ora in procura a Treviso dal capo della procura Martani. Poi sentiremo quali sono le novità di oggi. Aspettiamo insomma che termini questo incontro per avere qualche notizia in più. Noi ora lasciamo quest'ampia pagina dedicata al femminicidio di Vanessa e andiamo avanti, parliamo di un caso di cronaca. Andiamo a Vicenza. La Guardia di Finanza ha scoperto un igienista dentale con titolo estero non riconosciuto in Italia che forniva abusivamente prestazioni odontoiatriche in uno studio della provincia vicentina. Odontoiatra e igienista dentale sprovvista di titolo autorizzativo e abilitante all'esercizio della professione. L'ha scoperta la Guardia di Finanza di Arzignano, che ha eseguito un controllo in uno studio dentistico della provincia vicentina. Nel corso della verifica è stata riscontrata la presenza di pazienti a cui la sedicente professionista aveva dato appuntamento per effettuare delle cure e delle pulizie dentali. Alle Fiamme Gialle la donna si è giustificata affermando di essere in possesso di un titolo di studio da igienista conseguito all'estero, che non sarebbe quindi riconosciuto in Italia. Per questo è stata denunciata per esercizio abusivo della professione. È comparsa la scorsa notte a Verona, in piazza Bra, a coprire simbolicamente la nuova stella voluta dall'amministrazione comunale accanto all'arena, una gigantografia esposta dai militanti di Casa Pound che raffigura il sindaco Tommasi con il Grinch che ha rubato il Natale ai veronesi. Tommasi ha spiegato Casa Pound in una nota, è raffigurato come il Grinch che è chiara, perché è chiara la sua volontà di sradicare le festività natalizie e in generale le tradizioni della nostra città. Questa dunque la notizia che riguarda Verona. Ora andiamo invece a Padova, sempre con la cronaca, la violenta rapina al supermercato di Limena, all'esame degli investigatori, le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. È un fatto molto grave quello che è accaduto. Beh, hanno scelto il posto peggiore dove venire a rubare, perché ogni 50 metri ci sono telecamere a Limena, quindi non è quello il problema non è individuare chi è stato. Stanno passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri che da martedì sera indagano sull'assalto a mano armata al supermercato Ali di via Roma a Limena. Era ancora aperto l'esercizio commerciale quando poco dopo le 19 due banditi sono entrati all'interno e puntando una pistola contro le due cassiere presenti si sono fatti consegnare tutti i contanti, circa 2.000 euro. Ottenuti i soldi, i due rapinatori sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Nessuna inflessione dialettale, hanno raccontato agli investigatori le due donne sotto shock. I banditi hanno pronunciato pochissime parole
Indagini sono in corso per individuare i due prima che possano commettere rapina e fotocopia in un periodo delicato come quello prima di Natale. Il problema sarà metterlo in galera. Purtroppo, come sappiamo, per reati di questo tipo 2 o 3 giorni e poi sono fuori. Il problema che abbiamo in Italia è proprio questo, che mandiamo in galera chi si difende dai ladri e non chi va a rubare. Ha chiamato il 113 in un momento di grande sconforto. Gli agenti delle volanti arrivano a Chisanuova, in provincia di Padova, popoloso quartiere, e salvano una donna. È rimasto al telefono con lei senza mai mollarla, pronto a richiamarla una decina di volte in attesa che rispondesse dopo che la prima conversazione era caduta. È stato grazie al sostegno ricevuto da un agente in servizio alla centrale operativa della Questura di Padova che una donna di 44 anni, italiana, residente nel quartiere di Chiesa Nuova, ha avuto la forza di reagire allo stato di grande prostrazione in cui si trovava. La donna in quel momento era in casa e all'operatore del 113 ha raccontato di aver ingerito del detersivo e di essersi ferita. Nell'attesa dell'arrivo dei colleghi, il poliziotto è riuscito a convincere la donna ad alzarsi dal letto per aprire agli agenti che non potevano entrare dato che l'appartamento era stato chiuso. Soccorsa dai poliziotti e dei sanitari del 118 che erano stati allertati, la donna in stato confusionale è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso. Il perché del gesto non è noto. Nell'appartamento non è stato trovato nessun biglietto. Intensificati i controlli del territorio nella Bassa Padovana da parte dei carabinieri che si sono concentrati nei comuni di Piove di Sacco, Codevigo e Casal Serugo, presi di mira dai ladri. Sono state perlustrate le zone residenziali più esposte al fenomeno dei furti, identificate complessivamente 97 persone, controllati 58 veicoli e 5 esercizi pubblici, denunciati in stato di libertà 6 persone, 2 patenti di guida ritirate, elevate 6 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, mentre 6 persone sono state segnalate al prefetto di Padova per uso di sostanze stupefacenti, sequestrati 2,3 grammi di sostanza stupefacente. Ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torneremo con altri servizi di cronaca, ma non solo, anche i collegamenti con le nostre redazioni. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, ora andiamo subito a Treviso, al comando provinciale dei carabinieri di Treviso, dove c'è il bilancio di fine anno, dove si sta parlando anche ovviamente del femminicidio di Vanessa. Sentiamo dunque le parole del comandante provinciale. Chi ha dei sistemi di allarme di attivarli costantemente, se possibile di lasciare le luci accese, di essere comunque accorti, anche se comprendiamo benissimo che e siamo consapevoli che è una nostra responsabilità garantire la sicurezza, ma ci sono tutta una serie di accorgimenti fisici che possono certamente aiutare. E poi colgo di questa occasione per l'ennesimo appello di dire a tutti i cittadini di comunicare qualsiasi cosa all'utenza 112, nel senso noi abbiamo un sistema di controllo del territorio, abbiamo tante formazioni che possiamo mettere in sistema e grazie all'aiuto dei cittadini, è capitato frequentissimamente, riusciamo a conseguire quel risultato che significa sventare il furto, far allontanare la macchina, identificare gli autori, quando è possibile arrestarlo. Questo avviene spesso e volentieri col contributo determinante del cittadino, quindi di avere fiducia nella nostra possibilità concreta di aiutarvi, di far confluire qualsiasi informazione, la macchina sospetta, il soggetto che è vicino all'abitazione, il rumore sospetto dal vicino, con l'idea che i carabinieri non vengono mai disturbati, ma gradiscono sempre ricevere qualsiasi informazione che può portarli a far meglio sul territorio. Ecco, siamo a ridosso del Natale con le festività, sono previsti dispositivi particolari per questo periodo? Noi l'abbiamo già fatto, fra l'altro abbiamo ricevuto recentemente un rinforzo significativo da parte delle squadre di intervento operativo del battaglione di Mestre, proprio per questa ragione, proprio in ragione di poter cercare di prevenire. È stata in questi giorni, sono dispiegate nel territorio di Vittorio Veneto e diciamo fino a dopo Capodanno saranno soprattutto nei comuni più vicini a Treviso, verranno impegnati insomma frequentemente, quindi costituisce un ulteriore rinforzo che ci aiuta oltre insomma ai quasi 90-100 servizi di perlustrazione che facciamo giornalmente. È un supporto qualificato, state persone addestrate che aiutano anche in termini di pronto intervento nel caso in cui serva a far meglio. Faccio una domanda.
conscio del fatto che voi facciate un lavoro puntuale e preciso, a seguito di quanto è successo all'attore e in parte a seguito di quello che è successo con il caso Cecchettin, voi avete previsto, valutato la possibilità di riprendere in mano su due fascicoli che voi avete in cura a livello di denunce per stalking, molestie, per riuscire a... Guardi, le dico... No, la interrompo nel senso di dire che a prescindere da quello che è avvenuto in tutti e due i casi in cui ci sono state sicuramente delle cose che si potevano fare meglio, che potevano impedire, a prescindere da questo è un'attività che facciamo quotidianamente, perché insomma ormai il Codice Rosso, l'Arma, ma così anche altre forze di polizia hanno investito moltissimo su questo. Lei consideri che rispetto al momento in cui ho iniziato io questo percorso, ora nella formazione di base, nella formazione successiva, abbiamo una rete di monitoraggio delle vittime vulnerabili, abbiamo dei reparti specializzati che sono all'interno del raggruppamento del RACIS, che fa analisi investigative e scientifiche, che si occupa proprio della vittimologia, dell'approccio, della vittimizzazione secondaria, quindi c'è un'attenzione sempre più diffusa. Abbiamo riempito le nostre caserme di stanze tutte per sé, quindi questa attività di continuo monitoraggio di quei casi da Codice Rosso che chiaramente si possono evolvere in un modo, così come possono evolversi verso una pacificazione, l'ha raccontato ieri il procuratore, la gran parte di questi spesso e volentieri si riesce a dirimere, si va incontro a una pacificazione, sono oggetto di continuo confronto, proprio perché conosciamo l'imprevedibilità di queste condotte, che quindi non è sufficiente soltanto il momento in cui c'è il primo confronto, ma che poi l'evoluzione di queste condotte, che possono essere atti persecutori oppure insomma comportamenti che hanno un carattere di abitualità, come si stanno evolvendo. Quindi insomma un lavoro che facciamo sia con la Procura della Repubblica, grazie al coordinamento del procuratore, ma lo facciamo anche noi con le stazioni, con la prossimità, cioè cercando di chiedere ma come stanno andando le cose, c'è qualcosa che è cambiato, le cose vanno in un verso o nell'altro, quindi di intercettare il bisogno e quindi comprendere se c'è un aggravamento di quelle esigenze cautelari che di volta in volta vanno sempre verificate caso per caso. E che... Dunque avete sentito il colonnello Ribaudo, comandante dei Carabinieri di Treviso, ha parlato prima dei furti con l'ennesimo appello ai cittadini di segnalare sempre qualsiasi tipo di situazione che si veda magari anche nella casa accanto, in modo da dare la possibilità a loro di arrivare in tempo per arrestare i ladri. Poi i soliti consigli, insomma, di tenere sempre le finestre, le porte chiuse, insomma i consigli che ha sempre dato l'Arma proprio per cercare di prevenire i furti. E poi si è parlato, l'avete sentito, anche del Codice Rosso, i codici che vengono attivati nel caso di violenza alle donne. Ed ora invece ci spostiamo a Mestre, perché lo vedo collegato con noi il nostro Filippo Fois. Parliamo che dall'autunno del 2009 è un buco di 4 ettari nel cuore di Mestre, l'area dell'ex Umberto I, è ancora in attesa di sapere quale sarà il suo futuro. Sentiamo Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Siamo all'interno dell'associazione Viva Piraghetto, che si trova in via Piave a Mestre. Accanto a me ci sono Monica Coin e Michele Boato, che saluto e ringrazio. Com'è la situazione dell'ex Umberto I? Abbiamo detto oramai è quello che è diventato il buco di Mestre, sono 4 ettari nel cuore della città in attesa di destinazione, possiamo dire. Sì, sono 15 anni che la città convive con un buco e quindi con una fonte di degrado, dove Mestre appunto è in una situazione in questo momento di degrado abbastanza pronunciato. Noi proponiamo una riqualificazione pubblica dell'area, perché l'area è costituita anche da parti pubbliche. Si chiama piano di recupero, è uno strumento urbanistico di iniziativa pubblica con i privati. C'è una convenzione, il privato arranca, la prima società è fallita, DNG, da 4 anni e mezzo ha acquistato il gruppo lì, che sembra ancora in difficoltà, anche perché il degrado non va a valorizzare, diciamo, quelli che sono i valori immobiliari, quindi la difficoltà c'è. Noi siamo qui per dire che il Comune finalmente faccia la sua parte, che acquisisca i beni della collettività, perché quei beni sono nostri, sono dei cittadini, e pensiamo che attraverso la loro valorizzazione e recupero possa acquisire valore anche la parte privata. Ci sono dei beni all'interno di quel cosiddetto buco che secondo
secondo noi sono molto importanti, tra cui il fiume Marzenego, che potrebbe diventare finalmente una direttrice di tutta la città, compresa anche Piazza Ferretto, Piazzale Candiani. Si possono riqualificare i padiglioni storici. In un documento che abbiamo consegnato appunto ai giornali indichiamo le fonti di finanziamento già stanziate e pensiamo che il pubblico possa fare addirittura da volano sia per la riqualificazione di Mestre, ma addirittura per tutta l'area. Anche perché l'area, abbiamo detto, è un'area molto importante, lo ricordiamo per chi non fosse di Mestre, questa è l'area in cui si trovava l'ex ospedale di Mestre e poi si è trasferito nel momento in cui è stato realizzato l'ospedale dell'Angelo. È l'area in cui è nata Mestre, si chiama Castelvecchio. L'area storica. È lì proprio tra le due anse del fiume c'era il Castelvecchio che è ancora adesso ha questa forma e quindi parecchi urbanisti, architetti del comitato hanno proposto delle idee e queste idee sono state ignorate totalmente sia dal comune che dal privato. Oggi, in questo momento, diciamo al comune, almeno tu acquisisci, vai dal notaio, definisci questo patto che hai fatto, manca solo la firma, e comincia a rimettere in funzione la parte pubblica. Sono 3 padiglioni, una ex casa delle suore, la chiesa e l'ex CUP. Spesso, comunque da parecchio tempo che vi state facendo sentire col comune, che risposte avete ottenuto finora? Ecco, questo è l'inganno, nessuna. Cioè le risposte avvengono attraverso i giornali dicendo ma perché dovremmo spendere dei soldi noi per una cosa che non ci interessa? Ma come non ti interessa? Addirittura a bilancio ci sono milioni accantonati per il restauro, per esempio, del padiglione Cecchini. E perché non lo fate? E perché non lo fate? Ecco, questa è una domanda che secondo abbiamo già fatto anche alla Corte dei Conti. 2 anni fa, 3 urbanisti, Sarto, La Corte dei Conti cosa non ha ancora risposto e abbiamo detto questo è un 3 anni fa. 2 nel 21. Danno emergente, chiarissimo, e anche un lucro cessante, cioè tu non stai utilizzando, quindi hai un doppio danno e tu, Comune di Venezia, continui a dire che non hai i soldi e li hai in bilancio, che non vuoi spenderli perché non è importante, ma è il cuore del Mestre questo, non puoi spenderli perché? Va bene, questo è un interrogativo che quindi ribadiamo ancora una volta, perché poi naturalmente ci sono anche delle scelte politiche e amministrative che vanno al di là di quelli che sono. Voi avete interessato anche la Corte dei Conti, adesso vediamo se dopo 2 anni inizieranno ad arrivare delle risposte. Certo non stupisce che degli urbanisti si siano interessati a questo, perché farebbe gola a qualsiasi urbanista poter ridisegnare e dare un'identità anche al centro di Mestre in un'area così ampia, lo ricordiamo, 4 ettari sostanzialmente nel centro della città, che per il momento continuano a rimanere un buco. Per ora da Mestre è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie davvero a Filippo Fois. Noi andiamo avanti con la cronaca, ci spostiamo, siamo a Venezia dove i vigili del fuoco stanno operando da questa notte per domare l'incendio divampato all'interno di un capannone presso l'azienda ZAI di trattamento rifiuti in tangenziale Enrico Mattei a Porto Gruaro. Nessuna persona è rimasta ferita. L'incendio generalizzato ha riguardato un deposito di materiale di vario genere. Le fiamme dopo circa 2 ore sono state circoscritte dalle squadre ed è iniziato il lavoro di smassamento e bonifica del materiale che proseguiranno presumibilmente durante tutta la giornata di oggi. Sul posto anche il personale dell'ARPAV per monitorare i fumi dell'incendio. Le cause del rogo sono ovviamente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ed ora torniamo a parlare di femminicidi. Dopo l'ennesimo femminicidio in Veneto aumentano ancora il numero dei casi seguiti dai centri antiviolenza. Vi ricordate dopo il caso di Giulia Cecchettin, tante erano state le chiamate ai centri antiviolenza di mamme preoccupate, di donne che subivano maltrattamenti ed ora sono ancora aumentati questi casi. Sentiamo. Il femminicidio di Vanessa Ballana, Riese Pio X, fa ripiombare il Veneto nell'orrore ad un mese esatto dal ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin. Solo nel 2003 in Veneto sono state 8 le donne uccise e in queste ultime settimane le telefonate ai centri antiviolenza sono in crescita costante. Al Centro Veneto Progetti Donna, che segue la provincia di Padova, le chiamate giornaliere sono triplicate, in media sono 15 ogni giorno. Il trend non si sta abbassando e in una settimana abbiamo dovuto far fronte a 44 nuove
nuove richieste di aiuto, e segno che sicuramente tante donne stanno prendendo consapevolezza e stanno prendendo anche fiducia nel chiedere aiuto ai centri antiviolenza, ma segno anche che c'è bisogno che lo Stato faccia qualcosa di più, perché ancora siamo molto indietro nel proteggere le donne veramente da questo fenomeno. Al di là della denuncia, poi ci deve essere la risposta concreta delle istituzioni e la non sottovalutazione del rischio per tutti i cosiddetti reati spia. Non basta la denuncia per porre in sicurezza la donna, bisogna che quando la donna si rivolge alle istituzioni per chiedere sostegno e essere protetta ci sia una corretta formazione da parte di queste persone che valutino il rischio che quella donna sta correndo quando appunto porta la sua situazione a queste istituzioni. Il Codice Rosso prevede misure cautelari per tutte le fattispecie di reato. Per il reato di stalking sono previste diverse misure cautelari che possono essere attivate appunto dall'autorità giudiziaria e quindi anche tutelare le donne che in qualche modo sono vittime di questo reato. Ecco, già a ottobre, parliamo dell'ultimo caso, quello di Vanessa Ballan, già a ottobre la donna aveva denunciato la preoccupazione per gli atteggiamenti di questo uomo che minacciava di diffondere anche video intimi della loro relazione che si era conclusa. Sì, la minaccia di diffondere materiale intimo non consensualmente è un reato tra l'altro introdotto dal Codice Rosso, quindi è una nuova fattispecie di reato. Dunque avete sentito, io intanto saluto subito, ve lo vedo nello schermo, Andrea Martello, segretario regionale del Partito Democratico. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno, le chiedo di attendere solo un attimo perché ci colleghiamo con Riese Pio X, dove c'è per noi Monica Smiderle con il sindaco di Riese, mi pare. Monica, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, sono con il sindaco di Riese, Matteo Guidolin, per parlare naturalmente della tragedia del femminicidio di Vanessa Ballan. Abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali, con i nostri servizi, di una comunità sotto shock. Riese Pio X è sotto shock per quanto accaduto martedì mattina. Sindaco. Cosa si può dire? Non abbiamo ancora sviluppato gli strumenti per reagire a quello che è successo. È chiaro che le famiglie è immaginabile, ma l'intera comunità si trova catapultata davanti a un fatto che, ahimè, siamo abituati ormai a sentire e non dobbiamo abituarci. Questo lo ripeto sempre, dai mezzi di comunicazione ci sembrano sempre qualcosa di distante, e invece ci troviamo a viverlo in prima persona, e serve del tempo per capire, per metabolizzare per quanto possibile, ed è uno schiaffo fortissimo che abbiamo preso. Il sindaco ha avuto modo di incontrare la famiglia di Vanessa Ballan e del compagno e il compagno Nicola. Che cosa le hanno detto, sindaco? Cosa si può dire? Ho trovato tre nuclei familiari, perché la famiglia Nicola, i genitori, la famiglia sua di origine, la famiglia di Vanessa, tre nuclei distrutti dal dolore, distrutti dalla prospettiva di una vita che sarà diversa nel futuro dura, e soprattutto la preoccupazione per un bambino di 4 anni che è rimasto orfano e che dovrà essere, anche per quanto ci riguarda, il centro delle nostre azioni, della nostra tutela, sia come istituzione ma anche come comunità. Noi questa mattina abbiamo contattato telefonicamente anche l'avvocato della famiglia di Vanessa Ballan, l'avvocato Simone Guglielmin. Ci ha detto che le famiglie rimangono chiuse nel silenzio, che il dolore è troppo grande e pertanto preferiscono al momento non parlare. Non ha escluso che possano comunque rilasciare delle dichiarazioni, rilasciare comunque un messaggio, però non in questo momento. Ci ha garantito che continueremo a tenerci in contatto. Naturalmente noi abbiamo dato la massima disponibilità alle famiglie di Vanessa Ballan.
Sindaco, Vanessa Ballana aveva denunciato quello che le stava accadendo, l'ha fatto, che cosa non ha funzionato? Perché insomma il messaggio che lanciamo anche attraverso le nostre telecamere è appunto quello di denunciare, no? Però in questo caso Vanessa l'aveva fatto. Sì, è una rilevazione, purtroppo è un dato di fatto. Cosa non abbia funzionato io non lo so. Il mio timore è che tutto abbia funzionato rispetto a quelle che sono le possibilità attuali date dalla normativa e dalle possibilità tecniche. Le parole del procuratore Martani di ieri sono molto pesanti, hanno un peso importante. Immagino che prima di averle pronunciate per l'esperienza della persona abbia ben valutato prima di esporsi, perché di fatto è un'esposizione molto forte. Probabilmente dice che potrebbe essere stato sottovalutato. Io non ho elementi in questo momento per dire se le cose non hanno funzionato. So che il caso era stato preso lo so da questi giorni, noi non avevamo avuto contatto precedentemente, quindi non era passato per i servizi sociali del comune. Di sicuro posso dire che quello che è stato fatto comunque purtroppo non è stato sufficiente. E probabilmente non sarà sufficiente neanche in futuro, quindi la riflessione, oltre a quello che noi possiamo fare come piccolo comune, come istituzione a livello locale, è una riflessione molto più ampia, nazionale, perché il problema non è solo di Riese, quello di oggi, ma è un problema che ci sta coinvolgendo. E se le persone che vengono giustamente spinte, perché io condivido, a denunciare, non si sentono tutelate, il meccanismo non funzionerà mai. E quindi è una riflessione importante da fare, da non fare su due piedi sulla base dell'emotività, ma da una riflessione che va fatta a livelli molto più alti, ma che ci coinvolge tutti. Daniela, da Riese Pio X è tutto. Se non ci sono domande da studio restituisco la linea. Grazie davvero Monica, grazie anche al tuo ospite, grazie al sindaco. Noi ora ci colleghiamo subito con Andrea Martella. Segretario, ha sentito, insomma, purtroppo la Marca, non solo la Marca, in realtà l'Italia sotto shock, l'ennesimo femminicidio, qualcosa non è andato, una denuncia fatta, si è attivata tutto l'apparato, però qualcosa non è funzionato, perché insomma lo ha ammesso anche il procuratore ieri in conferenza stampa, e non da parte delle forze dell'ordine, che in realtà avevano fatto tutto in maniera tempestiva. Guardi, io penso che quando una donna fa una denuncia, va ascoltata, va creduta e va protetta. E rispetto al drammatico femminicidio di Vanessa Ballana purtroppo emergono degli interrogativi. Si è fatto tutto il possibile per poterla proteggere? Io credo che in casi come quello di Vanessa vadano aumentate le cosiddette misure cautelari, vada utilizzato il braccialetto elettronico e tutte quelle normative che sono state approvate anche ultimamente all'unanimità dal Parlamento per consentire che anche un piccolo elemento di rischio venga preso seriamente in considerazione, perché può salvare la vita di una donna. Quindi il procuratore di Treviso ha detto che forse c'è stata una sottovalutazione, e non c'è dubbio che qualcosa non ha funzionato, e non c'è dubbio che bisogna fare di più anche per la formazione di tutti gli operatori, sia della polizia sia del settore giudiziario, affinché abbiano tutti gli elementi conoscitivi e di competenza per poter intervenire anche al più piccolo segnale di rischio. Io penso che è meglio essere cauti in queste circostanze, meglio eccedere con lo zelo per salvare una donna, piuttosto che non mettere in campo tutte le misure necessarie. Come abbiamo detto anche in più, questo tema della violenza di genere
è un tema che ha bisogno di un grande lavoro culturale nel nostro paese per poter essere debellato, perché sono ancora troppi, ma sono un numero spropositato i femminicidi, e ne abbiamo visti nel nostro Veneto, abbiamo visto il caso di Giulia. Ecco, adesso è necessario che però accanto al lavoro di rivoluzione culturale si difendano le donne, si sostengano, si aiutino e quindi vengano protette dai carnefici. Ecco, lei parlava di braccialetto elettronico, c'è qualcuno che diceva addirittura, insomma, possibile dare alle donne che denunciano minacce, insomma, comunque casi di violenza, qualcuno diceva anche si può dare un taser in mano ad una vittima. Tutte iniziative, tutte richieste proprio per cercare di salvaguardare le donne da un fenomeno che in realtà sta proprio aumentando, nel senso che si sta cercando di cambiare culturalmente, si sta cercando di fare iniziative, c'è il codice rosso, eppure purtroppo abbiamo visto non è stata solo Giulia Cecchettin la vittima, non solo Vanessa Ballan, ma in Italia ce ne sono state davvero tantissime, troppe di vittime. Beh, sì, non c'è dubbio che è così. Non dovrebbero esistere casi di nessun genere, quindi bisogna fare un grande lavoro che parta dalle scuole, che parta dalla comunità, dalle famiglie, dall'intera società, per fare in modo che il rispetto, l'affettività, una nuova educazione sentimentale possa improntare i rapporti della nostra società. Però ho detto anche che questi casi, come lei ha evidenziato, continuano e quindi bisogna usare al meglio la normativa che c'è, se serve farne di ulteriore, per fare in modo che questi casi non avvengano. Adesso io mi riferisco alla normativa che c'è, quindi non ad altri esempi che sono stati fatti, però mi domando se fosse una certa procedura e se il carnefice avesse avuto il braccialetto elettronico, probabilmente non poteva entrare in casa di Vanessa Ballan. Certo. Senta, io le leggo anche qui dall'ANSA adesso le parole del senatore Ostellari. Dice: le leggi funzionano se vengono applicate. Il procuratore di Treviso è stato chiaro, qualcuno ha sottovalutato il caso, ritengo doveroso sapere se ciò è accaduto e perché. Per questo chiederò al Ministro di provvedere agli accertamenti necessari attraverso gli uffici competenti. Ma guardi, sono cose che abbiamo già detto ieri. Il procuratore ha detto che c'è stata una sottovalutazione e tutti quanti noi abbiamo chiesto che cosa è successo, perché non è funzionato il meccanismo di protezione. Il sottosegretario che interviene nell'ambito delle sue competenze e uffici verificherà dall'interno, visto che è sottosegretario della giustizia, che cosa non è funzionato. Poi naturalmente bisogna lavorare per fare in modo che ci sia questo doppio binario che ho detto, le misure di controllo, di prevenzione, di repressione e poi il lavoro di tipo culturale. Noi ci siamo battuti nella legge di bilancio, che è in corso di approvazione proprio in queste ore al Senato, per fare in modo che ci fosse uno stanziamento consistente di risorse a favore del sostegno di tutte le misure contro la violenza delle donne. Ed è stata una scelta molto giusta, secondo me, perché bisogna essere conseguenti alle parole che si dicono e produrre fatti e atti concreti, come noi abbiamo cercato di fare. Io vorrei anche cambiare un attimo l'argomento e parlare di autonomia, perché il Presidente Zaia ha detto tra meno di un mese il disegno di legge sull'autonomia approderà al Parlamento e sarà discusso a Palazzo Madama. Siamo di fronte ad un appuntamento con la storia. Ma guardi, io ho già commentato questo di Zaia è il solito eccesso retorico attraverso il quale cerca di dare importanza
a una questione che per lui è diventata una propria vera battaglia ideologica, però purtroppo più che un appuntamento di storia mi pare un appuntamento mancato, perché l'autonomia che verrà approvata nel mese di gennaio probabilmente dal Senato, poi dovrà andare alla Camera, è qualcosa che in realtà rischia di non essere utile al Veneto, rischia di non essere utile per i cittadini, perché la maggioranza di centrodestra ha fatto una tale confusione creando una serie di norme così contraddittorie che difficilmente sarà applicabile. In più non ci sono le risorse finanziarie per il finanziamento dei cosiddetti LEP, che ormai tutti quanti conosciamo essere i livelli essenziali delle prestazioni, quindi rischia di essere davvero una scatola vuota, senza risorse, buona forse per fare un po' di retorica, un po' di propaganda, ma che in realtà non servirà alle nostre imprese, alle nostre famiglie. È per questo che noi fin dall'inizio avevamo detto: noi pensiamo che l'autonomia sia qualcosa di importante per la nostra regione, ma è inutile che ci concentriamo su materie che non potranno mai essere esercitate dalla nostra regione, la scuola, l'energia, le grandi reti di comunicazione, ma concentriamoci invece su ciò che realmente serve al Veneto, come fare per rendere il Veneto più forte, più capace di prendere delle decisioni che accorcino i tempi, che semplifichino le cose, che siano più vicini ai cittadini. Ho l'impressione che nel centro-destra, tra Fratelli d'Italia e Lega, ci sia questo patto per cui si va avanti un po' con l'autonomia, un po' con il premierato, ma temo, e da un certo punto di vista mi auguro che sia così e lavorerò perché sia così, che siano due progetti che non funzioneranno e che non serviranno né al Veneto né al nostro Paese. Io la ringrazio, grazie davvero segretario, grazie per essere stato con noi e intanto le auguro buon Natale, non so se riesco a risentirla prima. Grazie davvero, grazie a lei e a tutto il vostro staff e buon Natale a tutti e speriamo che sia un Natale che possa portare un po' di speranza a tutti i cittadini del Veneto. Grazie. Grazie davvero. Non so se abbiamo adesso in collegamento, non so se la regia ha già in collegamento la nostra Valentina Visentin oppure ancora vedo che si sta muovendo qualcosa, non sappiamo adesso cosa, vediamo se riusciamo a collegarci con qualcuno. Intanto nel frattempo, eccola qua, la nostra Valentina Visentin da Agna, si parla della recita di Natale senza riferimenti religiosi, ovviamente la rabbia dei genitori. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno da Agna. Si è conclusa pochi minuti fa la recita che aveva creato polemiche nei giorni scorsi qui ad Agna perché nei testi delle canzoni di Natale proposte dagli insegnanti le parole come Gesù e Dio erano state sostituite da cucù e nel cielo blu. Tra i genitori era subito scattato il malumore, la rabbia ed era intervenuto, insomma avevano messo a conoscenza anche il sindaco Gianluca Piva, che tra le altre cose è papà perché il figlio frequenta ovviamente la scuola qui ad Agna ed ha partecipato anche lui alla recita. Se ne è parlato subito con gli insegnanti e con la direttrice, che hanno spiegato insomma la decisione di modificare questi termini nell'ottica di una maggiore inclusività, ma non si voleva comunque stravolgere il significato del Natale, visto che comunque a scuola è stato realizzato un presepe. E come abbiamo potuto vedere anche noi non mancavano di certo gli addobbi natalizi durante la recita. Alla fine della recita comunque il sindaco ha ricordato ai bambini ha fatto a tutti i bambini chi è nato, chi nasce a Natale, e tutti hanno risposto Gesù. Ci sono stati gli applausi dei genitori e insomma la recita si è svolta senza intoppi e nella maggiore serenità proprio garantita per questi bambini che si sono potuti godere questo momento. Tuttavia comunque le polemiche fino a ieri qui ad Agna
Agna non sono mancate, ma a dare la spiegazione di quanto è accaduto ci ha pensato la direttrice scolastica che abbiamo intervistato pochi minuti fa prima della recita insieme al sindaco Gianluca Piva. Da Agna è tutto, ovviamente torneremo a parlare nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto restituisco la linea e vi lascio con le parole della direttrice scolastica e del sindaco. Dottoressa, si aspettava tutta questa polemica, questo clamore per la scelta di sostituire le parole più cattoliche, più cristiane del Natale con altre laiche? No, non mi aspettavo tutto questo clamore, pensavo che la cosa si fosse chiarita già nella giornata di ieri a seguito di uno scambio di informazioni e di messaggi con il sindaco, quindi immaginavo che la cosa potesse considerarsi chiusa. Penso sia una polemica inutile che non debba essere alimentata, nel senso che va a rovinare un clima di festa che ai bambini non deve essere tolto. E insomma oggi lei non sa se i bambini canteranno, con quali parole canteranno. Qual era però il messaggio, lo scopo di questa recita che la scuola voleva dare? Sì, allora io non so adesso quali canzoni saranno effettivamente proposte, perché non ho avuto modo di parlare con gli insegnanti. Lo scopo di questa recita è vivere il Natale nella sua caratteristica, ed è lo scopo di conoscere e valorizzare quelle che sono le tradizioni tipiche del nostro paese e della nostra cultura. La scuola educa all'inclusione, educa alla tolleranza, educa al rispetto dei diritti di ciascuno, ma educa anche alla conoscenza e al rispetto delle tradizioni. Quindi questa è una recita di Natale, c'è il presepe nella scuola e i bambini avranno modo, spero, di vivere con pienezza e anche con magia questo momento di festa. Sindaco, prima lei si è trovato coinvolto in questa polemica anche prima di tutto come papà, insomma che cosa ne pensa? Sicuramente è un episodio molto spiacevole. Parlo come genitore di un bambino che frequenta la scuola primaria e come sindaco. Si tratta di un errore, è un errore evidente e palese. Il voler rendere una canzone o delle canzoni di Natale, renderle più laiche, correggendo il testo appena, è successo esattamente questo. In realtà bastava anche scegliere fin dall'inizio in questo progetto musicale dei testi diversi. Ci può stare, è che con questa modalità, per non urtare, per non ferire la sensibilità di alcuni, è stata ignorata la sensibilità di tutti gli altri, e questo passaggio non va bene, quindi l'ho fatto presente subito alle insegnanti il giorno dopo di quando mi sono accorto della questione, e l'ho poi anche fatto presente alla dirigente scolastica. Ho fatto una nota scritta come amministrazione, lei ha anche condiviso il rammarico, quindi la dirigente mi ha risposto, tra l'altro è anche qui oggi, quindi ci vedremo alla recita, ha risposto condividendo il rammarico e che andrà ad approfondire cosa realmente è successo, come mai questo episodio, tra l'altro in un ambiente scolastico in cui abbiamo il presepio in ingresso, abbiamo il presepio in palestra, abbiamo il presepio anche alla scuola secondaria, abbiamo il presepio in centro del paese, cioè in realtà un voler laicizzare solo le canzoni sembra più un errore che altro, però fatto sta, adesso vediamo cosa ci dirà la preside. Ed ora andiamo a Treviso, perché sabato 23 dicembre ci sarà l'inaugurazione della Cappella della Riconciliazione e ci sarà un convegno. Ne parliamo insieme a padre Oliviero Svanera, custode del convento di San Francesco. Intanto lo vedo sullo schermo, buongiorno. Pace e bene a voi e a chi ci segue. Buongiorno. Senta, intanto parliamo di questa inaugurazione importante della Cappella proprio della Riconciliazione. Sì, è un'iniziativa che è partita da lontano, diciamo, appena così come frati. Io sono a Treviso da 2 anni e passato il Covid ci siamo domandati come potevamo riprendere questo servizio, questo Ministero della Riconciliazione, perché con il Covid eravamo in qualche modo precari nelle salette del convento, e tornare però nei confessionali che insomma bene o male tutti conosciamo come sono fatti i confessionali, quelli antichi, insomma quelli più tradizionali, piuttosto angusti, strettini,
che non permettono anche la giusta reazione, oltre all'insonorizzazione, insomma bisognava metterci mano, e quindi ci siamo imbarcati in questa avventura di sistemare una cappella della chiesa, ovviamente impegnativa anche dal punto di vista del restauro, per una cappella che è anche affrescata e che però era tutta annerita, abbandonata, e quindi è stato fatto un primo intervento di restauro e poi a seguire l'impianto dei nuovi confessionali. Ecco, e questo è un appuntamento importante, l'inaugurazione sarà il 23 dicembre. Sì, sabato mattina, ecco, ci sarà questo momento un po' di presentazione di questo restauro, ma innanzitutto anche di riflessione sul senso di questo sacramento, che non gode di buona salute per la verità, ecco, e quindi anche un'occasione per capire come dietro questo investimento, questo restauro, ci sta il desiderio anche di riscoprire, di rinnovare, di ritrovare anche il gusto della misericordia del Signore. Andiamo anche verso il giubileo del 25, dove si tornerà a parlare, ecco, di indulgenza, di misericordia, di conversione. Quindi il primo momento sarà dedicato a questa riflessione e poi sarà la presentazione con gli architetti, con la soprintendenza dei lavori che sono stati compiuti a regola d'arte, quindi bene anche presentarli. Non stiamo parlando di una chiesa qualsiasi, insomma la chiesa di San Francesco è una chiesa antica, una chiesa del 200, quindi l'intervento è stato delicato. Ecco, fra l'altro alle 10 ci sarà un convegno che è la riconciliazione e bellezza della misericordia. Sì, come dicevo, l'idea è quella forse di riuscire a trasmettere un messaggio. Si parla di bellezza. In genere il sacramento della riconciliazione è accompagnata da un'altra parola che è penitenza, perché un po', ecco, si vive questo approccio all'incontro con questo sacramento sempre un pochettino in difficoltà, e poi sapendo che c'è anche una dimensione poi di conversione, ma si vuole far capire proprio, la parola bellezza richiama il senso evangelico, cioè il senso dell'incontro con il Signore che ti abbraccia, che si riconcilia, che ti richiama ad essere, ecco, tuo figlio, suo figlio, e vuole che tu viva in questa dimensione di figliolanza, vivendo anche proprio l'immagine del Signore, nella bellezza di questa immagine che è ciascuno di noi. Quindi la prima riflessione del convegno sarà su questi aspetti su cui anche San Francesco era molto attento, ecco, per cui vorremmo così riflettere, oltre che sugli aspetti estetici della cappella, proprio sul significato del sacramento della riconciliazione. Ecco, proprio le stavo proprio chiedendo questo, il sacramento della riconciliazione, e in un periodo come questo l'importanza e il valore di questo sacramento. Allora, diciamo che le statistiche sono un po' impietose. Se già la frequenza alla messa, quando fanno queste statistiche, si dice di un calo, la frequenza al sacramento della riconciliazione ulteriormente, ecco, vede una certa difficoltà, nonostante c'è un certo rinnovamento liturgico, però, ecco, non è diciamo così il sacramento più gettonato, diciamo, da parte dei nostri fedeli. È vero però che nei santuari e nella nostra chiesa di San Francesco, ecco, si trova la possibilità proprio anche concreta, perché, diciamo, senza appuntamenti particolari uno sa che c'è il confessore, e qui c'è la possibilità, ecco, di confrontarsi. A volte, io dico, le persone hanno a volte più problemi che peccati, quindi e trovano un luogo di ascolto, di accoglienza, di confronto. Quindi se magari il sacramento può essere anche colto così a volte in modo tradizionale e anche magari capito anche poco, poi in realtà l'incontro con il sacerdote apre orizzonti diversi, anche di conversione del cuore, anche di riflessione sulla propria esistenza di fede e anche umana. Ormai siamo vicini al Natale, come sarà secondo lei questo Natale?
Ma ogni anno, quando così il Censis fa le sue riflessioni, ci dice che gli italiani sono, quest'anno l'ha messa su questo piano, poi si parla un po' di un senso depressivo, di un senso demoralizzato, di poca propensione, di certa tristezza, una certa melanconia, insomma tutti i sentimenti non tendenzialmente natalizi, insomma, neanche pasquali. Cioè, io credo che si fotografi effettivamente magari una certa, attenzione, una umanità che anche per il quadro, diciamo così, che stiamo vivendo a livello di internazionale, con le guerre in Ucraina, in Palestina, certamente non conforta. Poi gli aspetti economici sono sempre così lì pronti a problematizzare la nostra realtà, il lavoro, la propria situazione. Però dico che il senso cristiano, anche ciò che stiamo parlando della riconciliazione, dice di una speranza, di una fiducia che il credente ha. La nascita di Gesù è comunque un richiamo sempre ad un nuovo inizio, ad una nuova nascita della nostra esperienza umana e cristiana, quindi è un messaggio sempre che si rinnova in questo sguardo sorridente di un bambino, di un Dio che è presente. Noi diciamo appunto Emanuele, è un Dio con noi, quindi credo che per il credente il Natale è sempre un'occasione di ritrovare la propria energia, la propria dimensione spirituale, un senso di pace, un senso di rinnovata fiducia anche nel futuro. Padre, io la ringrazio davvero. Grazie a voi di questa attenzione e buon Natale a tutti, anche a chi ci segue da casa. Grazie. Sia un Natale felice e di pace e bene, come diciamo noi. Grazie davvero, Padre Svanella, grazie, buon Natale anche a lei, grazie. Noi invece ci spostiamo a Treviso, perché l'avevo visto sullo schermo, e torniamo a parlare del delitto di Vanessa Ballan. L'avevamo detto, il nostro Christian Arboit si trovava in procura, c'è stata la convalida dell'arresto del cittadino kosovaro che ha ucciso Vanessa Ballan 2 giorni fa. Vediamo quali sono le novità con il nostro Christian Arboit. Christian, a te la linea, buongiorno. Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Sarò molto sintetico, ma gli aggiornamenti sono davvero tanti e anche dolorosi per certi versi. Domani sarà disposta l'autopsia ed effettuata a strettissimo giro l'autopsia sul corpo di Vanessa Ballan, ma sarà disposta un'autopsia ad hoc anche sul feto. Quindi una doppia autopsia, un doppio esame. Perché? Perché bisogna anche fare luce e chiarire di chi fosse il bambino, la paternità del bambino. Il procuratore Martani è stato molto chiaro: in questa fase delle indagini non si può dare nulla per scontato e bisogna andare in profondità del rapporto che c'era appunto tra Vanessa e quest'uomo che lei stessa aveva denunciato il 26 di ottobre per stalking. L'indomani, il 27, c'era stata una perquisizione, la procura e i carabinieri si erano mossi, avevano perquisito la casa di San Vito di Altivole di Bujar. Non era stata emessa nessuna misura di tipo cautelare, per esempio un divieto di avvicinamento. Come sapete, su questo c'è anche polemica, su questo è ritornato lo stesso procuratore, ma rimanendo sul punto possiamo dire che si dovrà fare luce proprio sul rapporto tra i due. Come dicevamo anche ieri sera, come era stato riferito, confermato ieri dalla procura, c'erano state delle minacce anche pesanti. Ti ammazzo, aveva detto Bujar all'interno del supermercato dove la donna lavorava. C'erano stati anche degli spintoni.
non c'erano state altre aggressioni, non c'erano state violenze fisiche, ma c'era un clima di pesanti minacce. Non solo, poco fa Martani ha confermato anche un altro fatto: pochi giorni prima la denuncia, forse questo è stato uno dei fattori scatenanti, Bujar ha gettato addosso alla donna delle monetine all'interno del supermercato, probabilmente il resto di un acquisto appena effettuato. Ha lanciato queste monetine e con sprezzo, con toni sprezzanti, ha rivolto delle offese che non possiamo certamente ripetere a Vanessa. Il clima era davvero molto duro e ti posso dare anche un altro particolare, Daniela, ma che in questa fase particolare non è per chiarire questo delitto. Nel corso della perquisizione in casa di Bujar è stata trovata anche una foto che ritraeva Bujar stesso, Vanessa con il bambino di 4 anni. Una foto, ha detto lo stesso procuratore, che ritraeva quella che poteva sembrare quasi una famiglia, perché proprio una famiglia Bujar voleva formare con Vanessa. Anche oggi, anzi oggi è stato ribadito come Bujar volesse portare via Vanessa, volesse portarla a casa sua a San Vito di Altivole e aprire un capitolo di vita insieme. Questa era, diciamo così, questo era l'obiettivo di Bujar, ma non era evidentemente l'obiettivo, non era evidentemente il sogno di Vanessa. Insomma, si stanno aggiungendo tanti dettagli, tanti particolari a questo efferato delitto. Resta un quadro indiziario gravissimo, anche oggi Martani lo ha ribadito. Ci sono 4 aggravanti, tra queste la premeditazione, il fatto che la donna fosse incinta. La procura resta convinta che ci sia premeditazione, che ci sia stata premeditazione per tutta una serie di eventi e per la dinamica dell'omicidio. È stata contestata anche la violazione di domicilio aggravato e ovviamente anche il porto d'armi. Te lo ricordo, Bujar aveva con sé un borsone quando si è introdotto all'interno dell'abitazione, 2 coltelli che utilizzava per la sua attività lavorativa e un martello. Questo martello lo ha utilizzato contro la vetrata, sfondandola dell'abitazione, la vetrata sul retro. 3 i colpi che sono stati uditi distintamente dai vicini di casa. Insomma, questo è il quadro che si sta ricostruendo e insomma è chiaro che non finisce qui. Il fermo è stato di fatto convalidato, si è in attesa della pronuncia del GIP, ma insomma non dovrebbero esserci sorprese. E ti lascio appunto dicendoti che nella richiesta della procura di custodia cautelare in carcere si parla di un controllo ossessivo e di gelosia patologica, ovviamente da parte di Bujar nei confronti di Vanessa Ballan. Con Alberto Pivetta da Palazzo di Giustizia, Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit e Alberto Pivetta dalla Procura, dal Tribunale di Treviso. Avete sentito queste dunque le novità sul delitto di Vanessa Ballan. Noi ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati in studio, ora parliamo invece del concerto di Natale al Tempio Monumentale di San Francesco a Treviso con il coro Stella Alpina. Lo facciamo insieme, vi presento subito gli ospiti: Davide Furlan, maestro del coro Stella Alpina di Treviso, buongiorno. E Francesco Bastianone, responsabile della comunicazione coro Stella Alpina di Treviso, buongiorno. Buongiorno. Quindi partiamo proprio da lei e partiamo un po' ricostruendo quello che è il coro. Quindi la storia di questo coro. Io mi soffermerei innanzitutto sui 2 grandi numeri del coro, che sono 74 gli anni di attività del coro Stella Alpina, che dal 1949 continua ad allietare il suo pubblico con i suoi brani, e l'altro grande numero è appunto il 54, il numero delle edizioni del concerto di Natale di San Francesco che sono state eseguite finora.
L'unico anno in cui abbiamo saltato questo storico concerto è stato purtroppo l'anno del 2020, in cui abbiamo dovuto sopportare la famosa pandemia, però per il resto la cittadinanza trevigiana ha sempre risposto con calore a questo appuntamento e difatti non si raggiunge un numero così elevato di concerti ogni anno se manca da entrambe le parti quella sintonia, quell'intensità che si riesce a creare in momenti come questo. Ecco, io vorrei dire che fra l'altro l'appuntamento con il concerto di Natale sarà seguito da Antenna 3 in diretta, quindi lo potrete seguire anche in televisione grazie alla nostra diretta. È un appuntamento, lo diciamo perché che veramente riscuote tantissimo successo quando il coro Stella Alpina arriva. Insomma, i cittadini rispondono sempre. I cittadini rispondono sempre con grande calore, con grande entusiasmo e il coro ha sempre coinvolto nella sua storia e nella storia soprattutto del concerto di Natale di San Francesco la cittadinanza. Diciamo che all'interno del coro si tramandano certi racconti di come il pubblico abbia risposto in maniera sempre molto commovente, passionale. Fra le cronache che un nostro corista, Alfredo Tavano, ha scritto nel corso dei tanti anni della sua attività, si racconta in particolare dell'episodio di questo operaio che ancora indossando la tuta da lavoro e appena uscito dalla fabbrica, senza tornare a casa, venne subito in chiesa ad ascoltare il coro, senza nemmeno lavarsi, prepararsi, e si commosse ascoltando le nostre canzoni. Per cui, ecco, il coro Stella Alpina è anche questo, sono anche queste piccole storie di commozioni personali e di grande entusiasmo. L'emozione di sentire o di cantare poi nel coro e di vedere tante persone che davvero non aspettano questo momento proprio per potervi ascoltare. Beh, l'emozione più grande del cantare in un coro come lo Stella Alpina è soprattutto il collaborare e lo stringere amicizia con persone di età molto diversa fra di loro e il più piccolo dei nostri coristi, il più giovane, ha 20 anni e il più anziano ne ha 74. Il nostro Gino Busato fino a qualche mese fa deteneva il record di corista più anziano ed era la custodia della storia del nostro coro e, come dire, sapeva creare quell'amalgama fra coristi che sempre ci contraddistingue, ecco. I cori non sono tendenzialmente, come si pensa a volte, un'attività per la terza età. Sono un'attività che sa comunicare tanto al proprio pubblico, ma sa comunicare tanto anche a tutti i ragazzi che possano e abbiano la passione per partecipare a un passatempo che è più che un passatempo, è una passione. È qualcosa di sano, è il lavorare insieme ad un gruppo per costruire qualcosa di valido, qualcosa di culturalmente elevato che permetta anche di avere nella propria vita dei punti di riferimento che forse spesso e troppo spesso anche quest'oggi mancano a tanti giovani. Davide, parliamo di questo concerto, le novità di questo concerto, di questa edizione del 2023. Allora, questo San Francesco avrà alcune novità molto interessanti. La prima, l'ha già accennata lei prima, è la prima volta che sarà in diretta televisiva, in questo caso su Antenna 3, per cui avremo la possibilità di eseguire i nostri canti in un pubblico molto più vasto e daremo la possibilità a tutti quelli che non possono essere presenti dal vivo di seguire questo avvenimento. L'altra novità è un po' più personale perché sarà il primo anno che io dirigerò il coro Stella Alpina da maestro. Sono stato per 20 anni corista e organista, poi vice maestro. Quest'anno sarà il mio primo San Francesco da maestro. E che effetto le fa? Questo glielo devo domandare. Onori e oneri, in questo caso soprattutto oneri, perché si tratta di un appuntamento molto importante e, come stavo dicendo, ricco di novità. La diretta televisiva non aiuta a rilassarmi sicuramente, però diciamo che è un avvenimento di una portata di un certo tipo, è un'istituzione della città di Treviso, per cui sento questa responsabilità artistica, chiaramente.
quindi un'emozione forte. Ecco, fra le novità qualcosa che può anticiparci? Beh, allora, la novità sicuramente è l'ospite. Maestro Beppi De Marzi sarà presente come ospite, presenterà tutti i suoi canti, che ha sottolineato 1000 volte non essere brani, ma essere canti, una persona molto precisa nei significati delle parole. E questa è la novità. Conseguentemente, diciamo, la novità indiretta è che eseguiremo un repertorio monoautore. Tutto il repertorio della serata sarà dedicato ai canti di Beppi De Marzi. Sarà diviso in 2 parti la serata. La prima parte costituita dai canti classici più conosciuti di Beppi De Marzi, dall'Ave Maria. Vogliamo ricordare qualcuno di questi. L'Ave Maria, Porta Calavena, San Mattio, spaziano veramente di temi completamente diversi uno dall'altro, fino ad arrivare al Signore delle Cime, chiaramente. Che insomma lo conoscono tutti, è storico, sì, e sentirlo poi cantare è stato tradotto in 57 lingue, tutto il mondo, eseguito. C'è un aneddoto che mi ha raccontato proprio il maestro. Quando è arrivato, non mi ricordo dove, a Tokyo credo, comunque in Giappone, è atterrato, in aeroporto hanno trasmesso il Signore delle Cime in quel momento in cui lui è atterrato, per ringraziarlo. Giappone, figuriamoci di cosa stiamo parlando. Per cui le altre novità diciamo più o meno collegate sono un programma di sala, che sembra un dettaglio, ma non è mai stato fatto un programma di sala nelle 54 edizioni precedenti di San Francesco, ma c'è un motivo, è l'ennesima sorpresa che non posso svelare, perché sennò non è più una sorpresa, però diciamo può anticipare però leggermente. Sì, è una sorpresa musicale. Sicuramente ci sono 3 canti nuovi mai eseguiti dal Coro Stella Alpina di Beppi De Marzi, che eseguiremo per la prima volta a San Francesco. Diciamo che uno di 3 è la sorpresa assoluta, per cui abbiamo dovuto stamperemo un programma di sala, non posso dire altro. Altre sorprese sono meno musicali, più istituzionali, ma ci saranno anche queste sorprese. Di questo lei riesce a svelarci qualcosa? No, non posso dire niente perché salta la sorpresa. Ecco, la cosa che più mi fa insomma, pensare in maniera positiva è che quando canta il Coro Stella Alpina, magari ci sono le persone che parlano, quando cominciano a cantare c'è un silenzio tombale. Questo si chiama rispetto per la musica. Ma non solo, ma è proprio il rispetto per il Coro Stella Alpina, che è per la storia del Coro Stella Alpina, di tutto quello che ha portato musicalmente parlando, vorrei dire nel mondo, voglio esagerare, sicuramente in Italia. Diciamo che il canto, ecco, una cosa quale si è inalberato Beppi De Marzi quando stavamo parlando del più e del meno. Ho avuto l'ardire di nominare la sua musica, ma la musica, diciamo, quella che cantiamo noi, come canto popolare. Non l'avessi mai fatto. In realtà si chiama canto polifonico e ci tiene parecchio perché è di ispirazione popolare, ma non è canto popolare. Ecco, questo per dire che dietro alla preparazione c'è tutto un significato, quello che cerchiamo di trasmettere non sono solo note, ma è emozione. E questo dura da 74, quasi 5 anni, e cercheremo di portarlo avanti il più possibile, chiaramente. La seconda parte, mi ero dimenticato prima di concludere, la prima parte è dedicata al suo repertorio classico, la seconda è prettamente natalizia. La prima parte si chiamerà Dalle stagioni, la seconda parte si chiama Nel presepio, e quindi introdurremo i canti più conosciuti scritti da De Marzi dedicati al periodo natalizio. Ecco, fra l'altro lo fate in una cornice come il Tempio Monumentale di San Francesco, che è uno dei tempi più storici. Storici è anche uno dei luoghi più significativi della città di Treviso. Un luogo in cui il coro può continuare a portare cultura, riallacciandosi idealmente anche a quella che è una delle più grandi testimonianze della cultura trevigiana, con degli affreschi e un patrimonio artistico stupendo. Tra l'altro c'è un piccolo aneddoto riguardo all'inizio di questa tradizione dei concerti di San Francesco. Il 20 dicembre 1969, la data della prima edizione di questo concerto di Natale, c'era una certa perplessità sia fra i padri conventuali sia fra gli organizzatori e il presidente e il direttore Piero Pagnin del Coro Stella Alpina, perché si temeva che il pubblico non avrebbe partecipato in maniera calorosa per la presenza nella stessa sera del programma televisivo di Canzonissima. Quindi
si temeva che non ci fosse abbastanza pubblico proprio a causa di questo appuntamento fisso del sabato sera. E invece? E invece poi alla fine si è confermato un appuntamento dove il pubblico ha sempre partecipato in maniera molto molto calorosa e molto Vogliamo anche numerosa. dire magari ai cittadini da quante persone è composto il coro? Il coro è composto da circa 20 coristi, escluso il maestro, di cui appunto con età anagrafica molto diversa e con lo stesso affiatamento che ci contraddistingue da tutti questi anni. La cosa interessante è l'evoluzione che ha continuamente il coro. Abbiamo dei giovani, ma non tanto di età, ma giovani nel senso che sono allievi, noi li chiamiamo, sono nuovi coristi che stanno preparando l'entrata ufficiale del coro, per cui abbiamo un continuo rinnovamento e questo è il punto più importante per l'evoluzione di un qualsiasi coro. Il coro Stella Alpina è uno dei più duraturi in Italia, questo vuol dire che siamo riusciti a creare questa dinamicità e cambiamento continuo, rinnovamento continuo di coristi che è la base per mantenere un coro attivo così tanto tempo. Ecco, la domanda proprio che stavo per farla era proprio questa, nel senso la presenza di giovani, di un ragazzo di 20 anni insomma che si è avvicinato al coro, che non è proprio facile, invece io credo che cos'è che li spinge stavo dicendo, credo che l'ostacolo più difficile serve un certo livello di anticonformismo, se vogliamo, perché la massa segue ciò che i media propongono. Ecco, i media non propongono il canto polifonico di questo tipo, o non molto, per cui bisogna proprio ricercarlo. È un passaparola, direi la cosa più comune in questo caso, è ascoltare il coro a qualche concerto, anche casualmente, e innamorarsi della voce, del canto e dello strumento voce come unico strumento. E noi cantiamo a cappella, non ci sono strumenti e quindi la difficoltà è proprio quello di avere lo strumento che è il corpo stesso, la voce stessa, e di, come dire, coralizzarlo, cioè cantare in sintonia con gli altri coristi. Questo è un po' l'ostacolo probabilmente che allontana le nuove generazioni, perché non è come suonare uno strumento, non è così facile imparare. La condivisione della passione del canto. Il canto corale è parzialmente diverso dal canto solista, e laddove nel canto solista è importante una voce che si distingua, una voce che renda protagonista il cantante. Nel coro forse è necessario compiere quel piccolo sforzo d'umiltà di non emergere fra gli altri coristi e di essere consapevoli che si può compiere qualcosa di grande anche rinunciando a parte di sé per metterlo in condivisione con tutto il resto del gruppo. Ecco, sì. Posso dire poi anche l'evoluzione musicale sta creando una musica sempre di massa, che ha poco di complesso. Ne parlavamo proprio, ecco perché lo dico, col maestro De Marzi, il quale è un uomo di cultura estrema, che è anche moderno però, e quindi mi ha fatto un confronto tra i Maneskin, che noi conosciamo, e la musica corale polifonica, quindi è una cosa abbastanza azzardata, però facendo dal punto di vista armonico, tecnico, musicale, si può fare. E da lì è emerso quello che stavo per dire, cioè la semplicità della musica moderna negli accordi, nelle armonie stesse, nelle melodie, rispetto a ciò che è stato ciò che è una polifonia. Già la parola polifonia vuol dire l'insieme di più voci. E questo, ecco, secondo me è un'evoluzione, quasi una curva gaussiana che sta portando all'estremo della massificazione per poi tornare indietro. Quindi io sono positivo e ottimista che questo tipo di musica, segmento musicale, poi tornerà in voga col tempo, perché le persone, i giovani, si stancheranno di non avere sostanza, vanno a tornare alla sostanza, e questa lo è. Ecco, noi siamo quasi in chiusura, vogliamo ricordare il concerto di Natale, da che ora? In diretta, ricordo io, su Antenna 3. Dalle ore 21 alle ore 23 alla chiesa, al Tempio Monumentale di San Francesco a Treviso, il 23 dicembre, sabato. Il maestro? Davide Furlan. Per la prima volta Ospite Beppi De Marzi. Ecco. Ospite Beppi De Marzi per la prima volta. Tante iniziative, tante, insomma, ci diceva, cose che non si può dire adesso, tante novità che saranno svelate il giorno di Natale.
il giorno del concerto di Natale, che è importante insomma in un tempio che è bellissimo, il Tempio di San Francesco. Non serve neanche dire vi aspettano numerosi, perché saranno numerosi come lo sono stati davvero L'ingresso ogni è anno. libero, come ogni anno, l'ingresso è libero e gratuito, questo non l'abbiamo detto. E diciamo facciamo un bel invito quindi a partecipare. Il 23 non è né la vigilia né Natale, né è la antivigilia. Diciamo, fatevi un giro in centro, fatevi la vostra camminata e poi vi, come si dice tra virgolette, ingolfate di cultura, di arte e poi i giorni successivi di altro. Per cui... Li ringrazio davvero Davide Furlani, ringrazio Francesco Bastianon insomma, per aver parlato del coro e di questo appuntamento che è davvero importante. Non serve neanche farvi in bocca al lupo perché siete bravissimi, lo sappiamo, è un coro storico e quindi grazie davvero per questo appuntamento e noi li seguiremo davvero con piacere. Grazie a voi e grazie dell'invito. Grazie, noi siamo arrivati al termine, vedo mi stanno già dicendo che devo chiudere. Il meteo, subito dopo c'è il film Saving Christmas. A me non rimane quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prima edizione per domani. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica grossomodo stabile sul nostro territorio, il tempo sarà buono. Vediamo il dettaglio di giovedì 21 dicembre. Sul Veneto sarà asciutto e nella prima parte della giornata non sono escluse anche alcune nebbie, specie tra il Veronese e il Rodigino. Nel pomeriggio ampio soleggiamento, sulle Dolomiti qualche fiocco di neve la sera. Le temperature saranno stazionarie, minime tra -1 e 3 gradi, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà per lo più soleggiato, con nubi in aumento in serata, specie a nord della regione. Temperature minime sotto 0, massime sui 6-7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.